Percorrendo le strade lungo le bettaie dei versanti boscosi della nostra regione e superata la quota dei lariceti, si giunge agli Alti Pascoli. Un mondo sospeso tra i fondovalle e le alte vette che si estendono da occidente a oriente, attraverso Dolomiti Friulane, Alpi Carniche e Giulie. Ricchi declivi erbosi da sempre dedicati alla transumanza estiva del patrimonio zootecnico di montagna. Mondi impreziositi dalla presenza delle casere, antiche costruzioni ora ristrutturate, in cui da sempre si trasforma quotidianamente il latte, secondo usanze e tradizioni che si tramandano. Tecnologie casearie che permettono di ottenere sapori, profumi e aromi irripetibili. Cerchiamo ora di scoprire alcuni segreti che costituiscono il sapere di chi vive in queste terre alte. Ogni sera il bestiame si appresta alla mungitura ed il latte viene raccolto in appositi recipienti per l'affioramento notturno della panna, da cui poi si ricaverà il burro. Il giorno seguente, dopo la mungitura del mattino, anche delle eventuali capre, si uniscono in caldaia il latte fresco assieme a quello parzialmente scremato della sera. La caseificazione ha inizio col riscaldamento dell'intera massa fino a circa 35 gradi. Dopo aver interrotto il riscaldamento, si versa il caglio precedentemente sciolto in acqua fredda. Questa operazione consente la coagulazione del latte che avviene nel giro di 25-35 minuti. Si procede poi al taglio della cagliata, prima delicatamente e poi più decisamente con la lira, fino alla dimensione del chicco di riso o di mais. Segue la fase di cottura fino alla temperatura di 46-48 gradi e la successiva spinatura fuori fuoco per consentire l'espulsione del siero dai chicchi di cagliata. Il formaggio si asciuga. Ora si raccoglie nei teli la cagliata, anche con l'ausilio di pratici cestini, e si effettua la formatura nelle fasciere, in cui rimane sotto pressa fino al mattino successivo, con almeno 3 rivoltamenti. Infine la salatura. Questa fase, che avviene nelle apposite vasche di salamoia ed eventuale successiva rifinitura a secco sulle 2 facce, assume importanti funzioni tra cui conferire sapidità al prodotto e favorire la formazione della crosta. Sarà poi la permanenza nel cellar, il locale di stagionatura caratteristico di ogni casera, con opportuni rivoltamenti e pulizie della crosta ad affinare ed imprimere inimitabili note di tipicità al Formaggi di Mont del Friuli Venezia Giulia. Da diversi anni i tecnici dell'agenzia hanno sperimentato e diffuso l'utilizzo di lattoinnesti naturali in malga, che ora vi spiego. Gli innesti naturali sono colture di batteri lattici, particolarmente indicate nelle lavorazioni a latte crudo, che vengono ricavati direttamente in alpeggio e aggiunti in caldaia mezz'ora prima del caglio, allo scopo di indirizzare i processi di fermentazione. Le funzioni del lattoinnesto naturale sono molteplici, vediamo quelle fondamentali. Stimola e regola l'acidificazione della cagliata in caldaia.
protegge dallo sviluppo di coliformi in quanto, essendo ricco di batteri lattici, ne ostacola lo sviluppo. Il latto innesto naturale contiene la microflora spontanea e mantiene il suo complesso equilibrio. Ciò non turba la tipicità, ma le dà un'impronta ancor più forte. Infine, la flora microbica autoctona presente nel latte di malga imprime autenticità ai formaggi che ne derivano. La preparazione è semplice, ma richiede il controllo e la massima igiene nelle varie fasi. Si utilizza del latte fresco, intero e sano, tra mezzo litro e 1 litro per quintale di latte previsto in lavorazione. Lo si riscalda fino a 65 gradi centigradi e quindi lo si raffredda a bagnomaria fino a 45. Viene infine versato in un thermos per l'incubazione fino a un'acidità inferiore a quella dello yogurt, valore di riferimento pari a 5 sulla scala del pH. Prima dell'impiego si toglie l'affioramento, si versa la coltura nell'apposito recipiente e si agita energicamente per rendere la massa omogenea. Il latto innesto naturale deve liberare un gradevole aroma di yogurt. In pochi minuti abbiamo appreso molte cose sul mondo dei formaggi di malga della nostra regione. Ma come i fiori dei pascoli, che per crescere hanno bisogno di innumerevoli condizioni, luce, acqua, natura del terreno, anche il nostro formaggio di Monte necessita di altrettante condizioni. Un buon pascolo, bestiame sano, igiene nelle varie fasi e naturalmente l'esperienza di chi vive la malga, che costituisce l'arte da raccontare e trasmettere con amore nell'infinito percorso della nostra storia.